I consorzi di bonifica hanno origini antiche, eppure ancora oggi sono tra i più moderni ed efficienti sistemi di sussidiarietà, in grado di interpretare le esigenze del territorio. Negli ultimi decenni l'attività dei consorzi veneti e segnatamente trevigiani si è focalizzata soprattutto sulle trasformazioni del territorio e sugli effetti dei cambiamenti climatici. In una regione, il Veneto, che ha visto la superficie urbanizzata passare da 194.000 ettari del 1983 a 246.000 ettari del 2006, pari a un incremento del 27%, mentre negli ultimi 10 anni si sono persi 45.000 ettari di superficie agricola utilizzata. In questo quadro l'azione dei consorzi di bonifica si è mossa in 4 direzioni: una manutenzione costante della rete di bonifica e irrigazione, la collaborazione con gli enti locali, in particolare con i comuni, per una pianificazione urbanistica sostenibile, l'attuazione di progetti di medio-lungo termine in grado di affrontare i cambiamenti in atto e un'azione incisiva sul bilancio idrico delle colture per favorire il risparmio della risorsa acqua. 2 sono le priorità di intervento nella Marca trevigiana. La prima direzione è quella della difesa del suolo. Stiamo operando con diversi comuni per mettere in sicurezza idraulica. Abbiamo progettato e stiamo realizzando, abbiamo già realizzato la prima cassa di laminazione post-alluvione a Riese Pio X. Stiamo lavorando per una nuova cassa di laminazione a Fonte in collaborazione con la Regione del Veneto. Stiamo lavorando assieme alla Regione del Veneto per altre casse di laminazione, la prima in ordine proprio di importanza credo sia Pradei Gai. Per quel che riguarda invece l'irrigazione, stiamo lavorando nella trasformazione irrigua per risparmiare l'acqua, per portare l'acqua necessaria ai nostri agricoltori, per dare quella necessità e quella importanza dell'acqua per avere un'agricoltura di qualità e di quantità.